Allora, eccoci qua. Che cosa possiamo dire? Adesso Gino Ferraresso, alla luce di tutto quello che ha esposto Ivana, abbiamo preso come esempio un territorio, quello del Padovano, ma lo stesso possiamo dire, immagino, per lo Scaligero, anziché per eccetera, perché poi giustamente ci seguono un po' da tutte le parti della regione e non è che sia messa diversamente. Dove sta la questione? Abbiamo visto anche i messaggi dei nostri telespettatori che non è che sono tutti felici e contenti, alcuni sono veramente bravi, competenti, svolgono il proprio lavoro, altri invece sono un po' più sommari, insomma. Chiaro. Allora, io dividerei in due parti sulle proposte. Le proposte che servono oggi rispetto alla carenza e le proposte che servono in prospettiva ma che si devono già decidere oggi per domani. Allora, rispetto all'oggi, la Regione Veneto, abbiamo visto, è intervenuta in qualche maniera aumentando i massimali, dando dei pazienti a chi è iscritto al primo anno e al secondo anno. Io direi che a questo si può aggiungere sicuramente, visto che uno degli interventi che è stato fatto, delle telefonate che sono state fatte, dice ma il lavoro del medico in medicina generale è molto burocratico, rinvia sempre a qualcun altro le cose. È colpa del medico in medicina generale in parte, è colpa in parte anche della Regione e dello Stato, che ha scaricato il medico in medicina generale tante di quelle incombenze, tra virgolette, burocratiche, che potrebbe fare a meno di farle. Allora, ai medici in medicina generale costa poco, tra virgolette, già da domani, se fornissero un impiegato, chiamiamolo così, lo chiamo così, quindi qualcuno che facesse il lavoro amministrativo, già da domani noi potremmo avere un carico minore a carico del medico di base. In questa maniera il medico di base potrebbe curare meglio, seguire meglio l'assistito che ha in capo e anche magari dire, beh, invece dei 1.500 prendo anche 1.600 se qualcun altro mi fa questo lavoro. Questa è una delle prime cose che si dovrebbe fare, che dovrebbe mettere in campo la Regione. La Regione, il medico avrebbe bisogno anche di un supporto degli infermieri, ma sappiamo che anche là abbiamo un problema di carenze. Se si facesse un passo importante su questa cosa della parte amministrativa, già daremmo un segnale, credo, siamo convinti, di togliere insomma parte del lavoro del medico di base che invece potrebbe insomma dirottare sulla cura del paziente. C'è poi seconda questione che già si potrebbe fare adesso. I medici di base nel Veneto abbiamo fatto l'esperienza delle medicine di gruppo integrate, cioè medici che stavano insieme, che stanno insieme, non stavano perché ce ne sono ancora di medicine di gruppo integrate, che stanno insieme e che aprono di più gli ambulatori, invece delle 3 ore al giorno diventano 7, 8 al giorno, danno una risposta al cittadino, ma in questa maniera con la medicina di gruppo integrate io potrei dare una risposta quando mi manca un medico perché va in pensione. La medicina di gruppo integrata nel suo complesso, non un altro, ma i 3, 4, 5, 6 medici che sono in medicina di gruppo integrata potrebbero in qualche maniera dare una risposta a quella carenza che si crea nel territorio. Quindi importante rilanciare le medicine di gruppo integrate che dovrebbero già dovuto essere funzionanti, che dovevano essere il punto di riferimento per la medicina del territorio. In prospettiva, lo ha già detto Ivana, io lo ribadisco, però bisogna deciderlo oggi. Allora, le borse di studio, a proposito, una borsa di studio significa 1.000 euro, 900 euro al mese per la persona che fa il medico di base in borsa di studio, quindi non è che prenda un grande stipendio. Bisogna aumentare ancora quelle borse di studio nel Veneto. 2021 306, non bastano le 306.
come minimo nel 2022 dovremmo averne 500 come minimo. Chi lo decide? Lo decide a livello nazionale la conferenza Stato-Regioni insieme al governo. Quando si destinano i soldi per la sanità e si ripartiscono poi per le varie regioni, si decide quanti di quei soldi vanno in borse di studio per i medici di medicina generale. Allora il Veneto, che sta dentro la conferenza Stato-Regioni, può benissimo dire: carissimi, io non voglio 240 più 66 del PNRR, ne voglio 500 più 66 del PNRR. Questo vuol dire che però fra 3 anni io ho 566 medici di medicina generale formati e probabilmente non basta ancora, bisognerà fare la stessa operazione anche nel 2023. Chiaro. Quindi fare un'operazione su quella cosa là. Infatti. E il Veneto ci può mettere anche risorse proprie come fanno altre regioni. Hanno messo risorse proprie per aumentare quelle borse di studio. Okay? Chiaro. Leggo il messaggio che è arrivato prima, se la regge me lo rimetti in onda, che così vediamo anche cosa ha scritto il telespettatore o telespettatrice. Andiamolo insieme. Eccolo qua. Vi ringrazio perché non sapevo di questi aspetti della sanità veneta. Si parla sempre di eccellenza, ma anche la regione avrà le sue responsabilità. Bravi. Volevo, se ho, non so quanto tempo ho. Un paio di minuti. In un paio di minuti però vorrei affrontare il tema centrale che è venuto fuori anche dagli interventi. Noi abbiamo bisogno però anche di rivedere complessivamente la figura del medico in medicina generale, perché non regge più la cosa che sta 3 ore in ambulatorio, che bisogna fare mari e monti per metterli insieme. Adesso il PNRR prevede in qualche maniera un obbligo per metterli insieme e fare più ore nelle medicine di gruppo integrate, però non basta. Noi come CGIL, non da oggi, da ieri, ma da tanto lontano, stiamo dicendo una cosa molto semplice. Noi siamo dell'avviso che bisogna superare la convenzione con i medici in medicina generale. I medici in medicina generale non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono liberi professionisti che prendono un tot a seconda dei pazienti che assistono. Noi pensiamo, noi crediamo che bisogna superare questa convenzione, che bisogna arrivare alla dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale. Avremmo così un punto di riferimento nel territorio che dialoga direttamente con tutti i servizi che stanno all'interno della sanità ed è una persona che ha una dipendenza pubblica che è importante a nostro avviso. Quindi, ma dal punto di vista economico costerebbe di più? a nostro parere non costerebbe di più, nel senso che attualmente il medico in medicina generale con 1500 assistiti va a prendere circa, con varie indennità, non va a prendere i 150.000 euro, va a prendere i 120-110.000 euro all'anno lordi. Poi hanno tutte le spese del proprio ambulatorio e via dicendo, quindi hanno spese in più rispetto a una dipendenza. Faccia conto che un primario può andare intorno invece ai 70-80.000 euro, quindi siamo già una diversità di stipendio, okay, che potrebbe essere significativo. Sono un medico in pensione e mi piacerebbe dare un supporto al sistema anche solo con una copertura assicurativa senza stipendio. È possibile ragionare in futuro in tal senso? Certo, ci mancherebbe altro. Possiamo aprire al volontariato o a sistemi insomma, di collaborazione. Cosa che è già stata fatta in periodo di pandemia, perché in periodo di pandemia sono stati richiamati, insomma, dopo bisogna vedere questo aiuto, supporto, quanto, come dire, diventa oneroso per le casse dello Stato, perché in periodo di pandemia i richiamati non è che sono andati gratis a fare le vaccinazioni e via dicendo, sono stati anche pagati, insomma, in maniera importante. Sì, ma se non altro dare dei contributi per l'assicurazione. Però insomma se c'è questa disponibilità da parte dei cittadini, ben venga. Assolutamente. Una battuta di chiusura, Ivana Fogo.
No, beh, cioè, mi pare che già insomma, ha detto bene Gino, quindi quelli sono i temi assolutamente. Ricordo così, tanto per rinfrescarci un po', il ruolo importantissimo dei medici di medicina generale che avrà nel futuro previsto dal decreto ministeriale, quello chiamato 71 ma oggi 77, quello degli standard dell'assistenza nel territorio, sì, che vede il medico di medicina generale un punto importante soprattutto dentro le case di comunità. Quindi voglio dire, questi l'ha deciso lo Stato, questo è il futuro, bisogna andare in quella direzione assolutamente e non tornare indietro, perché allora si porta davvero l'assistenza vicino al cittadino laddove ne ha bisogno. No, ma infatti questo risulta fondamentale. Allora io vi ringrazio perché veramente avete illustrato bene, anche se il capitolo sarebbe molto più complesso, molto più lungo, ci sono infatti tantissimi aspetti che andrebbero analizzati, però per carità intanto di volta in volta cerchiamo di spiegarlo perché non tutti ne sono appunto al corrente. Dopo ben volentieri anche le osservazioni dei nostri telespettatori, sia che siano del settore, sia anche che come pazienti, come si trovano, le problematiche che possono scontrare, perché voi come sindacato seguite anche questo e quindi è importante che ne siate anche informati, quindi questo è un aspetto importantissimo. Allora, io ringrazio Gino Ferraresta di essere stato qui con noi, Ivana Fogo naturalmente di averci supportato in quest'altro capitolo importante, a voi telespettatori di averci seguito. Questa puntata è l'ultima che facciamo prima della temporanea sospensione estiva in diretta sia con il sindacato della SPCGIL che anche le altre, ma naturalmente riceviamo le vostre mail, scrivete, andate, rivolgetevi allo SPCGIL per qualsiasi problematica, informazione o quant'altro, perché poi come avete visto lo SPCGIL si supporta di tante collaborazioni, c'è dal CAF all'Inca eccetera, per risolvere un po' tutti i problemi, c'è l'aspetto sociale non soltanto, ma come sempre è importante segnalare e farsi supportare piuttosto che star lì a subire o lamentarsi a volte inutilmente. Grazie allora del vostro apporto, noi ci ritroviamo naturalmente a settembre con le dirette, ma ci seguirete perché le puntate continuano durante tutto il periodo estivo, the best of, le migliori puntate di ogni genere di trasmissione che abbiamo fatto e anche naturalmente con il sindacato dello SPCGIL. Grazie.